Come in una graduatoria, Udine sta scalando posizioni nella gerarchia dei campi pronti a ospitare grandi eventi internazionali. Lo ha confermato Udine nella finale di Supercoppa europea, lo conferma la stessa UEFA per la bellezza di uno stadio che è un gioiello, per la qualità delle attività a margine, ma anche, e non è un dettaglio, per la sostenibilità, una missione che l'Udinese sente propria e che ha portato il sodalizio friulano tra i più all'avanguardia sulla tematica in tutto il mondo. Look, I think what Udinese has been able to do as far as the stadium concerned is incredible because it's a modern arena, it's a sustainable arena and it really is a shining light here. Penso che ciò che l'Udinese sia riuscito a fare per quanto riguarda lo stadio è incredibile perché è un'arena moderna, un'arena sostenibile, è davvero un fiore all'occhiello qui in Italia perché purtroppo ci sono molti stadi qui che non sono moderni, che non sono pronti per una nuova generazione di partite tifosi e questo deve essere anche un esempio per tutti, non solo dal punto di vista delle infrastrutture ma anche per il fatto della sostenibilità. It's fantastic and I think it's a stadium that needs to be considered as one of the most kind of modern and dynamic in Europe. Pedro Pinto, che la UEFA la conosce bene, strizza l'occhio a Euro 2032, competizione che si svolgerà in Italia. Udine spera ovviamente di entrare nel novero dei campi che saranno messi a disposizione. Logica vorrebbe che fosse uno dei primi, ma la capienza ridotta, soglia minima che dovrebbe essere di 30.000 posti, non è un particolare facile da superare. Lo ricorda il delegato per i preparativi a Euro 2032, Michele Uva, work in progress, come si dice in questi casi. Sullo stadio di Udine che ancora spera di entrare anche un po' nel novero di Euro 2032. Ma questo non è una scelta, penso, della società, della città, della regione. Chiaramente ci sono dei parametri e questi parametri sono pubblici, quindi partono dalla capienza, ma non solo dalla capienza. Sono 130 i parametri di uno stadio per entrare nel novero dell'europeo. Poi sarà la Federazione Italiana Gioco Calcio chiaramente a proseguire il percorso.